È ancora un giallo come possa essere morto l'uomo ritrovato in avanzato stato di decomposizione all'interno di una struttura abbandonata. A dare l'allarme è stato un passante, ma quando la polizia è intervenuta sul posto la scena era già chiara. Il cadavere era lì da diversi giorni, consumato dall'esposizione all'aria aperta e in condizioni tali da renderlo completamente irriconoscibile. Secondo i primi rilievi della polizia scientifica si tratterebbe di un 35enne, presumibilmente di origine asiatica, forse del Bangladesh o del Pakistan, ma al momento si tratta soltanto di supposizioni. Nessun documento è stato ritrovato addosso al corpo e anche l'unico oggetto vicino, una tessera della Caritas, è risultato troppo deteriorato per essere utile all'identificazione. L'ipotesi più probabile è che l'uomo si fosse rifugiato nella struttura abbandonata in cerca di un riparo, forse malato o colto da un improvviso malore. Nessun segno evidente di violenza è stato rilevato, ma solo l'autopsia potrà fare chiarezza sulle cause del decesso. Gli investigatori contano ora sull'analisi del DNA per riuscire a risalire alla sua identità e forse a una famiglia che lo sta cercando. Ma viste le condizioni del corpo, il percorso sarà lungo e complesso. Il mistero per ora resta senza nome.